Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Sono stati accolti con bandierine gialle e blu. Il benvenuto dato questa mattina dagli alunni della scuola Mazzini di Varese ai due gemelli ucraini, un maschio e una femmina, appena arrivati da Kiev al loro primo giorno in classe, è stato molto toccante. Anche il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha telefonato alla dirigente scolastica Luisa Oprandi per complimentarsi e ringraziare tutti. Tutti, ha spiegato Prandi, sono stati molto disponibili, sia il comune, sia i servizi educativi, sia gli insegnanti, sia gli alunni stessi. Tutti si sono dati molto da fare per accogliere al meglio questi due bambini al loro arrivo nell'istituto di Via Como. Il ministro ha così voluto ringraziare tutti. E proprio a Varese continua la mobilitazione per aiutare il popolo ucraino. Vediamo il servizio curato dalla collega Renata Manzoni con immagini di Stefano Benvenu di Agenzia Blitz. Ci sono gli stessi ucraini in prima linea ad aiutare i loro fratelli che si trovano sotto le bombe di tutto il territorio colpito dai missili di Putin. L'associazione di promozione sociale Anna Sofia, capitanata da Alina Bizic, che da anni fa da fulcro per gli aiuti, per i controlli, per le collaborazioni tra Italia e Ucraina, in via Maspero è un vero e proprio crogiuolo di attività. Vengono recuperati aiuti umanitari giunti con generosità da tutto il Varesotto, non solo dalla città di Varese, e gli stessi ucraini che fanno da volontari si danno da fare per raccogliere tutto quello che è possibile mandare il prima possibile nel territorio ucraino, che ha bisogno di cibo in scatola per bambini, biancheria sempre per i piccoli, ma anche pannolini, medicinali di tutti i tipi. A quanto sembra segnalano l'utilizzo sempre più alto di prodotti per diabetici. La stessa associazione però segnala la necessità di dare uno stop a consegnare abbigliamento invernale, perché per ora la situazione è ok, cioè ne sono stati raccolti diversi tonnellate, potrebbero bastare attualmente. E sempre a Varese, a Palazzo Estense, oggi è stata presentata l'associazione Varese Praticità, fondata dai promotori dell'omonima lista che alle scorse elezioni ha sostenuto la ricandidatura del sindaco Davide Galimberti. Vediamo il servizio. A un anno dalla presentazione della lista civica Varese Praticità, che ha lavorato già dal marzo scorso per l'elezione a sindaco di Davide Galimberti, il gruppo cambia veste, nel senso che diventa un'associazione e nel frattempo continua ad aggregare persone prese dalla vita civile che possono essere di sostegno ai consiglieri comunali e agli assessori nella migliore azione possibile a favore della città. La presentazione questo pomeriggio nella sala Montoli di Palazzo Estense. È stato comunicato anche il nuovo consiglio direttivo, che è composto da Davide Cazzaniga, Isabella Failla, Alessandra Ferrario, Carmela Lozietti e Francesca Strazzi. Tutti si stanno impegnando il più possibile, secondo lo statuto, per dare maggiore spazio e maggiore evidenza a quelle che vengono considerate delle priorità per la nuova associazione, e cioè lavorare a favore dei preadolescenti e degli adolescenti e dei disabili. E poi la maggiore presenza nei consigli di quartiere è assicurata da parte del nuovo gruppo dell'associazione Varese Praticità. E passiamo ora alla cronaca, momenti di paura nel pomeriggio di oggi a Saronno. 4 mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti nell'area al confine con Rovello Porro, dove fra le campagne ci sono anche numerose villette. Nel sottotetto di una di queste, in via Parini, è divampato un violento incendio. Sul posto sono immediatamente accorsi i pompieri del distaccamento di Saronno e di Lomazzo, che sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'edificio. I danni sono ancora da quantificare con precisione, ma sarebbero comunque ingenti. E infine lo sport, calcio. Sulla panchina della Pro Patria è arrivato Massimo Sala al posto dell'esonerato Luca Prina. Vediamo il servizio realizzato da Francesco Inguscio con immagini di Davide Caforio di Agenzia Blitz. Ha pagato l'allenatore, ma le responsabilità sono di tutti.
Il direttore sportivo Sandro Turotti ha introdotto con queste parole la conferenza stampa di presentazione di Massimo Sala, nuovo allenatore della Pro Patria, e di Beppe Lenoci, l'ex attaccante biancoblù che coadiuverà Sala da qui fino al termine della stagione. Ieri sera era stato ufficializzato l'esonero di mister Luca Prina e del preparatore atletico Stefano Bortolan. Ho scelto Sala perché è quello che conosce più di tutti questa squadra, ha spiegato Turotti nella sala stampa dello Speroni. Quanto a Lenoci, ha continuato il direttore sportivo, è stato una piacevole sorpresa nel ruolo di collaboratore tecnico e sarà importante per la sua conoscenza dello spogliatoio. Mister Sala si è detto orgoglioso e onorato per l'opportunità, così come Lenoci, che sottolinea l'importanza del gruppo per centrare l'obiettivo. Sala e Lenoci debutteranno sulla panchina della Pro Patria domenica prossima in occasione della trasferta dei Tigrotti sul campo della Pro Vercelli. E questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 13, una buona serata.